camminerò nelle tue vie, nelle promesse per sempre. Io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò, io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò con tutto il cuore. Proviamo, Bridge. Io ti adorerò e ti adorerò, io ti adoro e ti adorerò, io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò, io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò con tutto il cuore. Se chiamiamo Lui ci risponderà, se cerchiamo Lui si farà trovare, se noi lo innalziamo Lui ci innalzerà, tutti insieme noi diamo lode a Re. Cantiamo con gioia al nostro Dio, cantiamo con gioia al nostro Dio. Lui ci attira a sé, Egli è qui con noi, diamo amore a Lui, Egli ci ama già, Lui ci guarirà, ci perdonerà e la nostra terra risanerà. Cantiamo con gioia al nostro Dio, cantiamo con gioia al nostro Dio, cantiamo con gioia al nostro Dio, cantiamo con Buongiorno a tutti i fratelli in sala, buongiorno a tutti quelli che ci seguono da casa. Volevo dare il benvenuto con un versetto del Salmo 67, il versetto 3. Ti lodino i popoli, o Dio, tutti quanti i popoli ti lodino. Il Signore invita tutti gli uomini a lodarlo. Unisciti a noi questa mattina per benedire, celebrare il nome del Signore. Egli è in mezzo a noi e desidera benedire tutti i popoli della terra, perché Dio è amore. Lodiamolo con i nostri canti, con la nostra bocca,
ma soprattutto lodiamolo con il nostro cuore. Cantiamo insieme. Voi tutti gli abitanti della terra, giubilate nel Signore, giubilate nel Signore. Voi che amate il Signore, odiate il male, camminate nel bene e nella verità. E nella verità Dio vi amerà. La luce risplende nel giusto, la gioia in quelli che son puri di cuore, la pace nel Signore, la pace nel Signore, la pace nel Signore. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e con lode. Lodate e benedite il nome del Signore. Voi tutti gli abitanti della terra, giubilate nel Signore, giubilate nel Signore. Voi che amate il Signore, odiate il male, camminate nel bene e nella verità, e nella verità Dio vi amerà. La luce risplende nel giusto, la gioia in quelli che son puri di cuore, la pace nel Signore, la pace nel Signore, la pace nel Signore. Benediciamo il tuo nome, Signore, ti adoriamo. Grazie perché sei in mezzo a noi, grazie perché vuoi ricevere questa mattina la nostra lode, il nostro ringraziamento. Così, Signore, ti benediciamo questa mattina e ti adoriamo perché te ne sei degno. Grazie perché ci hai salvati, grazie perché ci hai redenti col sangue prezioso di Gesù. E ora possiamo venire direttamente alla tua presenza grazie a quel sacrificio eccellente, Signore. Grazie per il tuo amore, grazie per la tua fedeltà, Signore. Ti adoriamo nel nome di Gesù. Amen. La terra è ancora un luogo benedetto da Dio, nonostante tutto ciò che vediamo e che ascoltiamo tutti i giorni? Ognuno di noi dia una risposta a questa domanda, ma volevo condividere questa mattina con voi il Salmo 67, i primi 3 versetti che leggiamo insieme. Per strumenti a corda, saltiamo. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, faccia egli risplendere il suo volto su di noi, affinché la tua via sia conosciuta sulla terra e la tua salvezza fra tutte le genti. Ti lodino i popoli, o Dio, tutti quanti i popoli ti lodino. Benedetti da Dio. Dio vuole benedire tutti gli uomini, Dio vuole benedire te, vuole benedire me questa mattina e lo vuole fare attraverso la sua parola, lo vuole fare attraverso lo Spirito che ci ha donato e che ci spinge all'adorazione. Il Signore ti benedica, ti custodisca, il Signore faccia risplendere su di te il suo volto e ti sia propizio. E l'augurio che faccio a tutti quanti
a tutti coloro che ci ascoltano. Quando il Signore è adirato, a volte Egli nasconde il suo volto dal suo popolo, come quando il popolo di Israele disubbidiva, si allontanava, si ribellava a Dio, il popolo e Dio lo abbandonava nelle mani dei nemici, ma lo abbandonava per un momento, perché quando il popolo gridava a Lui, quando si pentiva, il Signore lo stabiliva e lo voleva ribenedire. Ecco la benedizione che il Signore ci vuole donare. Noi eravamo tenebre e ora invece siamo luce nel Signore. C'è una via sulla terra che conduce alla salvezza e questa via è Cristo. Egli ha compiuto perfettamente la volontà del Padre affinché la via, la verità e la vita fossero manifestate a noi. Perciò questa mattina siamo grati al Signore e vogliamo veramente dargli la gloria e l'onore che gli spetta, perché Lui ci ama, Lui è il vero Dio, la via, la verità e la vita, non c'è nessun altro all'infuori di Lui e vogliamo veramente benedirlo questa mattina e adorarlo e lo facciamo ancora attraverso un altro canto. Stringimi, oh Signore, e non lasciarmi mai. Io mi dono a te, Gesù, a te che vero amico sei. Nulla cerco più, voglio solo te. Chi supplirti mai potrà? Brucia il fuoco del tuo amore. Mostrami la via ed io ti seguirò. Io voglio te, di te ho un gran bisogno. Io voglio te. Si vieni e vivi in me. Sentiamo, Signore. Stringimi, oh Signore, e non lasciarmi mai. Io mi dono a te, Gesù, a te che vero amico sei. Nulla cerco più, voglio solo te. Chi supplirti mai potrà? Brucia il fuoco del tuo amore. Mostrami la via ed io ti seguirò. Io voglio te, di te ho un gran bisogno. Io voglio te.
Dieu Tout-Puissant, ce matin je veux bénir ton nom car tu es Dieu. Je te dis merci pour ce merveilleux culte que tu permets à ce que nous tous, nous sommes ici pour t'adorer. Tu es le Dieu qui guide nos pas, tu es celui qui conduit notre vie, Seigneur. Merci encore pour ce moment, je te rends encore toute la gloire. Bénis encore le reste du moment, conduis toutes choses par ton esprit, et que Père, ta volonté soit faite au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Grazie Signore per l'opera che hai iniziato nei tuoi figli, nella tua Chiesa. Grazie che l'hai iniziata e porterai a compimento, Signore. Grazie per il tuo amore in Gesù Cristo, per l'opera dello Spirito Santo che consola, che ricorda la tua giustizia, il tuo giudizio, Signore, e anche il tuo Salvatore, che ricorda le parole di Cristo, Signore. Grazie, Signore, che hai scelto per tuo amore di redimere i tuoi figli, Signore, che li hai amati ancora prima che noi nascessimo, Signore, e grazie, Padre, perché possiamo chiamarti Padre, nel nome di tuo Figlio di Gesù. Amen. Sì, Signore, grazie infinitamente perché noi ti apparteniamo. Meravigliosa questa cosa da sapere nel nostro cuore. Signore, noi di te abbiamo un bisogno, Signore. Senza di te è impossibile camminare in maniera retta, è impossibile riuscire ad affrontare le difficoltà del mondo. Mio Padre, grazie perché tu sei sempre presente, si sente la tua mano potente sopra di noi. Tutto quanto è diretto nella tua direzione, che tu vuoi che noi passiamo, Signore. Grazie perché continui con questo amore infinito, dove con piena e sincera voglia di seguirti, Signore, noi continueremo a lodarti ogni santo giorno che ci svegliamo, Signore, perché ogni giorno è il tuo dono, Signore. Il tempo non ci appartiene, proprio per questo anche in questo momento siamo qui per ringraziarti, Signore, che ogni giorno tu ci fai vedere cose nuove, Padre. Noi continueremo a seguirti e nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo ti adoriamo e ti ringraziamo. Amen. Signore Gesù, grazie perché ci sei accanto ogni giorno, grazie perché come nostro Padre, come nostro Signore, come nostro Sposo ci ammaestri, ci guidi, ci correggi, ci benedici e ci guidi nella nostra giornata, nella nostra vita, Signore. Ci guidi anche, Signore, e fai tutte queste cose bellissime, anche se certe volte noi costantemente ci giriamo e non ti vogliamo ascoltare e magari andiamo contro quello che tu vuoi dirci e ci dici, Signore. Grazie perché tu invece non ti giri mai e sei sempre pronto a riprenderci e a portarci sulla giusta strada. Grazie per questo, grazie perché non ci abbandoni, grazie perché sei un Dio che mantiene le promesse, grazie perché quello che hai detto nel passato, che dici e che dirai è perfetto, è eterno, è immutabile. Grazie, nel tuo santo nome. Amen. Amen. Signore, ci prostriamo davanti alla tua maestà. Grazie, Signore, per il tuo amore infinito. Grazie perché tu ci ami tale quale come siamo. Grazie perché ci hai dato la salvezza. Ci hai dato tutto di te, Signore. Noi vogliamo lodarti e ringraziarti questa mattina. Mettiamo questo culto nelle tue mani, Signore. Opera tu, Signore. Parla
Parla ai nostri cuori perché abbiamo bisogno di te, Signore. A te va tutta la nostra lode e ringraziamento per Cristo Gesù. Amen. Amen. Signore, grazie perché hai pietà di noi, Signore, perché fai risplendere il tuo volto su di noi. Voglio ringraziarti perché sei attento alle nostre preghiere, Signore, e soprattutto perché ci benedici ogni giorno. Amen. Amen. Signore, grazie perché tu sei un Dio di amore, sei un Dio che ci hai amato per primo di un amore così perfetto. Grazie perché, come abbiamo cantato, noi abbiamo bisogno di te, Signore. Ognuno di noi ha bisogno di te e fa che questi bisogni, che ciascuno di noi si renda conto di questo bisogno ogni giorno della nostra vita. Perdonami se stesso, Signore, non sono stata sempre quotidianamente, ho scelto te prima di altro della solita routine, ma Signore veramente voglio che tu sia il centro della mia giornata, ogni giorno della nostra vita, perché abbiamo bisogno di te in ogni sfera della nostra vita, Signore. Grazie perché ci hai amato, sei un Dio grande, enorme e meraviglioso, e grazie perché possiamo stare qui tutti insieme a lodarti e ad adorarti in piena libertà, Signore. Nel nome di Gesù, amen. 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 Siamo sfidati da Dio. Il versetto 2 di questo salmo dice: affinché la tua via sia conosciuta sulla terra e la tua salvezza fra tutte le genti. Nel prosieguo di questo salmo c'è la benedizione, c'è una missione, c'è un'enfasi su missione e oltre a lodare Dio, questo salmo ci dice che Dio ha benedetto il popolo di Israele e quindi la Chiesa. Dio vuole benedire attraverso di noi tutte le nazioni. Dio usa noi per essere di benedizione per gli altri, per far conoscere proprio la via, la verità e la vita che è Cristo. Come un giorno siamo stati conosciuti da Lui, noi desideriamo che tutti gli uomini siano salvati, perché sappiamo che la volontà di Dio è di salvare tutti gli uomini. Perciò possiamo gioire questa mattina e leggere dal versetto 4 cosa ci dice ancora questo salmo. Le nazioni gioiscano ed esultino, perché tu governi i popoli con giustizia, sei la guida delle nazioni sulla terra. Prima avevamo iniziato con questa domanda: ma Dio vuole benedire ancora questa terra nonostante quello che vediamo intorno a noi? La risposta è sì. Dio governa con giustizia ancora. Dio è ancora sovrano, nonostante quello che succede, nonostante quello che vediamo, perché queste sono le conseguenze del peccato, della ribellione a Dio. Dio ancora governa, Dio ancora è sovrano, perché Lui ha ancora tutto sotto il suo controllo, non gli sfugge nulla. Perciò ti lodino, dice ancora, ripete questo salmo, ti lodino i popoli, o Dio, tutti quanti i popoli ti lodino. La terra ha prodotto il suo frutto, Dio, il nostro Dio, ci benedirà. Dio ci benedirà e tutte le estremità della terra lo temeranno. La misericordia di Dio è ancora grande. Dio vuole ancora benedire ogni nazione, ogni popolo, e lo vuole fare attraverso la Chiesa, lo vuole fare attraverso un popolo che Lui ha scelto, un popolo che Lui ha salvato, un popolo che Lui ha benedetto, e attraverso, come ha benedetto attraverso Israele le nazioni, Dio vuole farlo ancora oggi per benedire le nostre città, per benedire dove ci ha posti, per essere di benedizione sul nostro luogo di lavoro, nella nostra famiglia. Dio vuole e desidera questo da noi. Questo salmo ci fa vedere ancora la sovranità di Dio e non gli sfugge nulla. Possiamo vedere la sovranità di Dio sulla natura, perché ogni cosa succede secondo la sua volontà. Lui ha tutto sotto controllo, basta guardare le montagne, la natura. Mi viene in mente quando il Signore Gesù
calmava le onde del mare e il vento, e gli apostoli dicevano: ma chi è quest'uomo che comanda anche al vento, il vento gli ubbidisce? Il Signore è ancora così, il Signore è ancora sovrano. Cantiamo un canto gratuitamente, e dopo questo canto, se qualcuno di voi desidera dare una testimonianza, leggere per edificare la Chiesa, per dare gloria a Dio, a questo Dio sovrano, è ancora sovrano, e soprattutto sovrano nella nostra vita, perché noi ci siamo sottomessi a Lui perché lo amiamo, perché Lui ci ha amati per prima, quindi vogliamo dargli gloria e onore, per poi darlo anche non solo qua in questo momento, ma fuori, quando siamo nel mondo, quando vogliamo essere luce nel mondo, quando vogliamo essere sale della terra, perché così facendo diamo gloria a Lui e permettiamo che la sua via sia conosciuta, come abbiamo letto. Cantiamo insieme e dopo la parola a voi. Sono perdonato in Gesù, son figliuol di Dio in Gesù, e nel nome suo io vengo a te per dirti quel che gli disse a me. Disse: gratuitamente hai avuto da me, gratuitamente darai. Tanti credendo verranno a me, se offrirai quello che hai. Ogni potestà è in Gesù, sulla terra e pure in cielo lassù, e nel non poter io vengo a te per darti quel che gli diede a me. Disse: gratuitamente hai avuto da me, gratuitamente darai. Tanti credendo verranno a me, se offrirai quello che hai. Tanti credendo verranno a me, se offrirai quello che hai. Cosa vogliamo offrire al Signore? C'è qualcosa che vuoi dire questa mattina, che ti è successo questa settimana? Qualcosa che dia gloria al Signore, che edifichi la Chiesa? Vuoi leggere un brano, un versetto che questa settimana ti ha aiutato in una situazione particolare? Claudia? Voglio ringraziare il Signore per il privilegio, l'ho detto tante volte, ma di essere suoi testimoni nel posto di lavoro dove siamo, dove ho il privilegio di poter parlare continuamente e liberamente di Lui, dove c'è anche semplicemente il versetto di un calendario che viene sfogliato con fedeltà dalla famiglia dove lavoro, dove si parla spesso del Signore, dove ho opportunità di poter testimoniare. A volte la mia vita non ha tante cose
molto interessanti da condividere, però la fedeltà di Dio è sempre presente e voglio veramente lodarlo e ringraziarlo perché quando si lavora con questo clima è molto molto più facile fare qualsiasi cosa. Quindi lodo il Signore per il posto di lavoro che ci dona, che mi ha donato, che ci dona, perché è bellissimo vedere dei cuori che desiderano conoscere Dio e rendersi conto che Lui è il sovrano ed è giusto. Quindi voglio ringraziare veramente di cuore il Signore per questo. Grazie, abbiamo motivi di preghiera, quindi noi preghiamo affinché le persone che il Signore ci mette sulla nostra strada possano conoscere questa via e lo possono fare soprattutto se noi parliamo del Signore e in modo particolare se noi siamo un buon esempio per loro. Quindi perché sappiamo che gli ambienti di lavoro, soprattutto ci sono dei colleghi difficili, ci sono dei colleghi che bestemmiano il nome di Dio, specialmente Salvatore può confermare questo. Io l'ho vissuto in tanti anni sul lavoro, avevo colleghi veramente terribili, però ti prendevano anche in giro quando gli parlavi del Signore, ma comunque in ogni caso la parola di Dio è stata annunciata, è stato dato un calendario, sono state date delle testimonianze. Cosa ne abbiano fatto non lo so, però noi siamo chiamati a testimoniare, a parlare del Signore, ad annunciare il Vangelo. Dopo è lo Spirito Santo che compirà l'opera nei loro cuori, quindi noi seminiamo la parola, siamo strumenti nelle mani di Dio e il Signore vuole benedire tutte le nazioni, sappiamo che vuole salvare tutti gli uomini. Quindi continuiamo, non scoraggiamoci quando vediamo delle difficoltà davanti a noi, quando vediamo la gente incredula, la gente che ci piglia in giro, ma continuiamo a parlare. Parla e non tacere. Io volevo testimoniare perché questa settimana abbiamo fatto tanta strada anche nel passato e vediamo sempre la protezione di Dio. Vediamo veramente il Signore come ci protegge quando noi preghiamo e diciamo Signore fa che noi non facciamo male agli altri, che gli altri non facciano male a noi. E vediamo veramente tante volte rischiato di fare incidenti, ma non c'è stato questo colpo e voglio lodare il Signore per la sua protezione. Proteggerà il tuo uscire e il tuo entrare da ora in eterno. Questo è la parola di Dio che ci conferma la sua protezione. Quando mettiamo tutto nelle mani di Dio, Signore risponde. Volevi, Gianni? Sì, io voglio ringraziare il Signore perché come Lui cambia le cose, cioè magari succede qualcosa e poi Lui le trasforma in maniera positiva. Perciò volevo ringraziarlo e lodarlo proprio per questo, perché Lui trasforma una situazione negativa in quella positiva. Grazie. Anch'io volevo dire che rispondendo al canto, al tuo appello, che hai detto cosa vogliamo offrire al Signore, questa settimana il Signore mi ha messo in cuore, mi ha parlato, mi ha insegnato facendomi riflettere che bisogna partire nell'offrire qualcosa a Lui dal nostro tempo, cioè che sia poco, che sia tanto, cominciamo con poco, ma cos'è che abbiamo sicuramente tutti noi durante la nostra giornata? Il tempo, chi meno, chi più, dobbiamo sforzarci di dedicare del tempo a Lui. Poi Lui in quel tempo che noi dedicheremo ci parlerà e ci farà capire come fare altro. Però almeno questa settimana il Signore mi ha parlato in questo modo e ho visto collegato al canto e a quello che tu hai chiesto. Grazie. Se non ci sono altre testimonianze, vorrei cantare insieme a voi il canto Sei di più, per prepararci a celebrare il Signore attraverso i simboli, la cena del Signore. Preparare i nostri cuori a riflettere su quello che il Signore ha fatto, quello che il Signore ha reso possibile. Lo ricordiamo attraverso il pane, attraverso il vino, che rimangono semplicemente simboli, ma che hanno un significato veramente profondo. La benedizione del Signore vuole arrivare a tutte le genti, vuole salvare ogni persona e
quando, diceva l'Apostolo Paolo, quando voi vi avvicinate a questi simboli, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Cantiamo questo canto e dopo ci avvicineremo a questi simboli. Su ogni potenza, sopra ogni re, più di ogni cosa creata intorno a me, su ogni saggezza e vie che l'uomo ha, tu eri qui già nell'eternità. Sopra ogni regno e autorità e meraviglie che solo il mondo sa, e più dell'oro che in terra so che c'è, nulla può valere più di te. Sei di più di tutto quel che ho vissuto per morire così, solo fiore che è gettato via, l'hai scelto tu, pensando a me. Solo tu sei di più di tutto quel che ho vissuto per morire così, solo fiori che è gettato via, l'hai scelto tu, pensando a me. Solo tu. L'hai scelto tu, pensando a me, diceva questo canto. Il Signore ha scelto di andare su quella croce e lo ha fatto per me e per te. Lo ha fatto per salvare tutti i popoli, per benedire tutti i popoli. Leggiamo insieme dalla lettera agli Efesini, al capitolo 2, dai versetti 11 al 18. In questo brano l'Apostolo ci ricorda, dice: perciò ricordatevi che un tempo voi stranieri di nascita, cioè noi che non siamo israeliti, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Questa era la nostra situazione prima di conoscere il Signore. Senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma c'è un ma, il ma di Dio. Ma ora, in Cristo, voi che eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui infatti è la nostra pace. Lui che due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico, mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia. Con la sua venuta ha annunciato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini, perché per mezzo di Lui gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Tutti i popoli possono essere benedetti, tutti possono essere salvati
e questo ce lo ricorda. Volevo invitare Salvatore insieme a me per aiutarmi per la distribuzione dei simboli e a pregare per i simboli prima di avvicinarci a questi simboli, perché quello che abbiamo letto veramente ci conferma come Dio ancora vuole benedire tutti i popoli e tutte le nazioni. Quello che leggiamo è la verità, perché Dio è fedele e veritiero e Dio alla fine salverà attraverso chiunque crede in Cristo, ognuno che si avvicina con un cuore puro e sincero, pentendosi dei suoi peccati e riconoscendolo Signore e Salvatore della propria vita. Preghiamo insieme e dopo ci avvicineremo ai simboli in comunione fraterna. E vorrei che il mio desiderio è che ci aspettassimo tutti prima di prendere i simboli, visto che siamo pochi lo possiamo anche fare, perché è bello anche come comunione fraterna insieme consumare il pane come unico corpo, questa unione che vogliamo e che il Signore desidera che abbiamo. Preghiamo. Signore nostro Dio, il mondo in questi giorni si chiede spesso la pace, Signore. Cerca la pace, no? Ma che cos'è la pace? La fine di una guerra? La fine di un'inimicizia? La pace che tu offri, Signore, è un'altra pace. È una riconciliazione con te. È una pace eterna. E l'hai offerta su quella croce attraverso Gesù Cristo, Signore, attraverso questo sacrificio così perfetto, che è inimmaginabile per l'essere umano, Signore. L'essere umano non poteva da solo stabilire la pace. Può firmare un trattato, può finire una guerra, ma ristabilire la pace con te, Signore, per poi, Signore, essere un giorno nella tua gloria, lo puoi fare solo tu. E lo hai fatto, Signore, con il sacrificio perfetto. Voglia tu benedire questo momento che il Signore Dio Gesù ha voluto in quella sera, Signore, spezzando quel pane che ricordava quel corpo martoriato e distribuendo quel vino che ricordava il sangue sparso per ognuno di noi. Voglia tu accogliere questo momento che sei a casa come un momento anche di ritrovo di quella pace eterna. Voglia tu in sala invece, se ancora non hai accettato Gesù, comprendere che il Signore lo ha fatto anche per te e ti sta invitando a deciderti, Signore. Il Signore ti invita a deciderti. Fallo adesso. Amen. Amen.
ora in Cristo Gesù voi che allora eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Do la parola al fratello Davide che ci porterà il messaggio. Dio ti guidi e ti benedica. Vogliamo pregare un momentino? Signore nostro Dio, stiamo qui davanti alla tua parola. Vuoi tu esaminarci? Vuoi tu parlare ai nostri cuori? Facci vedere quello che tu hai in mente per ciascuno di noi oggi. Ti lo chiediamo nel nome di Gesù. Prima del messaggio vorrei condividere un pensiero che non c'entra con il messaggio, per niente. Però un pensiero che sta muovendo in me da un po' di tempo. In prima Pietro 1,16 dice, proprio Pietro prende dall'Antico Testamento e dice: siate santi perché io, il vostro Dio, sono santo. Non dice siete santi, siate santi. È un comando. E poi domanda, tu ti senti santo? Io sono credente da agosto era 51 anni. So che ho una certa maturità, conoscenza delle scritture, so. Però mi sento santo. Vedo tanti difetti, tante cose dentro di me che non vorrei che fossero. E c'è quest'altro concetto che mi ha un po' incoraggiato recentemente. Siete qualcuno qui che ha mai letto il libro Se vuoi andare lontano, da Ralph Challis? Ralph Challis l'ho conosciuto personalmente, è un francese, è un missionario, è nato in Africa e poi altri posti, grandemente usato da Dio. Negli anni 70, 80, anche molto prima. Io ho avuto il privilegio di conoscerlo proprio negli anni 70. A una grande conferenza con OM, ormai era un uomo di certa età, forse 60 anni, 70 anni, non lo so. E l'ho sentito anche predicare, era una cosa favolosa. E poi parlando con lui privatamente, lui condivideva con noi: oggi mi sento proprio così indegno di Dio, così imperfetto, non merito la grazia di Dio. E questo uomo qui, di questo livello, io ero giovane, avevo, diciamo, forse 5-6 anni nel Signore a quel punto. Mi sembra l'anno 77. Come mai? Io stavo leggendo recentemente in Prima Giovanni 1, dice: Dio è luce ed in Lui non c'è tenebre. Dio è luce. Dio non è quella luce là, per Dio è come la luce. E in Lui non c'è. Allora, più vicino alla luce, io vedo la luce ogni mattina, vado allo specchio come mia moglie, come penso voi tutti,
Andiamo a vedere lo specchio. Se c'è qualche difetto qui, lo laviamo subito, vero? Mi ricordo benissimo quando Annalisa Cini si è sposato nella vecchia sala. Io insieme con diversi, membri di questa chiesa, Silvano incluso, diversi altri, abbiamo, pulito le pareti, levigato, stuccato, passate con la carta vetrata, e poi abbiamo imbiancato con 3 mani, con l'impaccatura. Era più bello che ho mai visto la sala, la vecchia sala. Bello. E io ero proprio molto soddisfatto. E poi, il giorno del matrimonio, il fotografo ha messo 2 luci qui, però non con, 100 watt o kilowatt, era su 1000. E io ho visto quella parete, era pieno di buchi, pieno di cose, difetti. Come abbiamo lavorato per 2, 3, 4 giorni su questo. Cosa è successo? Con la luce normale si vedeva, abbiamo fatto molto bene il lavoro. Quando si mette una luce molto più forte, 10 volte più forte, si vede ancora più difetti. Se avessi messo, anche se avessimo pulito e rifatto tutto, se mette una luce 10 volte più potente, avremmo messo anche altre cose. La cosa è questo: più vicino alla luce, più vicino a Dio che diventiamo, quando cresciamo, diventa sempre più vicino a Dio, più vedremo i nostri difetti. E l'idea è questo. Ralph Shallis, conoscendo il Signore per molti anni, usato grandemente da Dio, da molti anni, era molto vicino a Dio, molto più vicino di me, e lui vedeva se stesso. Probabilmente noi tutti, noi dobbiamo lavorare per essere santi, siate santi, dobbiamo darci da fare, però ricordandoci, non saremo mai perfetti come Dio è, e più vicino a Lui che saremo, più vedremo anche i nostri difetti. Ancora c'è tanto lavoro da fare. Mi piace quella piccola cosa che qualcuno mette, intorno a, una tipo braccialetta, che dice più o meno, le lettere sono in inglese, però abbiate pazienza con me, Dio non ha ancora finito il lavoro. Ha tanto da fare con me, immagino anche con voi. Però è un piccolo pensiero che mi sta muovendo dentro. Ok, adesso andiamo al messaggio per oggi. Immaginiamoci che un giorno tu stia mangiando pranzo alla mensa della tua scuola, se tu sei studente, o dell'università, o della tua ditta, o come capita a me ogni tanto, a una trattoria, a una buffet lì a Trieste, o potrebbe essere anche qui a Udine, o a Gemona, o a Tresesi. E una persona che non conosci si siede al tavolo davanti a te o vicino a te per mangiare. E tu vedi che la persona sembra un po' triste. Dallo sguardo nei suoi occhi, da come si comporta. E tu, come un buon cristiano, vorresti aiutarlo, vorresti condividere con lui la gioia che tu hai trovato in Cristo. Vorresti portarlo a conoscere Gesù. Ma esiti a cominciare una conversazione con lui o con lei. Perché? Perché dalla sua apparenza fisica vieni da un altro mondo, del tuo. Le sue braccia, il suo collo sono coperti dappertutto con tatuaggi. Hai orecchini non soltanto negli orecchi, ma anche nel naso e nei sopraccigli. I suoi capelli sono tinteggiati con i colori di un arcobaleno, dando la netta impressione che è anche gay. Se tu dovessi iniziare una conversazione con lui, come finirà quella conversazione? E se lui dovesse
aprirsi e diventare un tuo amico, cosa direbbero i tuoi amici? I tuoi colleghi? Ovviamente ci sono degli ostacoli culturali fra te e lui, ma lo Spirito Santo dentro di te sussurra al tuo cuore dicendoti di parlare con lui. Come inizieresti la conversazione? Cosa diresti a questa persona davanti a te che vive in un altro mondo, diametralmente opposto al tuo mondo? Non è una situazione facile da affrontare, ma se stiamo camminando con Dio giorno per giorno in un rapporto intimo in cui sentiamo la sua voce, non dobbiamo sorprenderci se Dio ci metterà nel nostro sentiero situazioni ben simili. Gesù dice chiaro e tondo nel Vangelo di Luca che egli è venuto in questo mondo con lo scopo di cercare di salvare le persone che sono perdute. Zaccheo era una persona del genere, un uomo perduto, una persona odiata nella società ebraica, un pubblicano, cioè un ebreo che faceva i settori di tasse per il governo romano come traditore del suo popolo. Un uomo anche disonesto che si arricchiva sulle spalle dei suoi connazionali. Una persona con una vita spregevole. Eppure Gesù non esitava di cercare e raggiungerlo con il messaggio del Vangelo. Leggiamo la sua storia, come finisce. Versetto 7 di Luca 19, 7 a 10. Veduto questo, Gesù è andato lì a mangiare a casa sua, veduto questo, tutti mormoravano, dicendo, è andato a alloggiare in casa di un peccatore. Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore, ecco Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. Sicuramente aveva frodato, non una persona, ma tanti. Gesù gli disse, oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche Zaccheo, è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Sono convintissimo che Gesù vorrebbe usare ciascuno di noi, usare te, nella vita di quelle persone peccatori che Egli metterà nei nostri sentieri per cercare di raggiungerle con la buona notizia del Vangelo. Questo significherà che dobbiamo imparare da Lui come affrontare situazioni simili, come parlare, come toccare i cuori di queste persone. Stamattina vogliamo osservare il Maestro in azione ed imparare da Lui alcune lezioni su come evangelizzare in situazioni simili. Il nostro testo stamattina è proprio dal Vangelo di Giovanni, capitolo 4, versetti 5 a 26. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al podere che Giacobbe aveva dato al suo figlio Giuseppe. E là c'era un pozzo, il pozzo di Giacobbe. E Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era circa l'ora sesta, mezzogiorno. E una samaritana venne ad attingere l'acqua. E Gesù le disse, dammi da bere.
interessante, non dice potresti darmi da bere, dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. E la Samaritana allora gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. E Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stesso gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse: Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque questa acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diedi questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e le sue bestiame? E Gesù le rispose: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte di acqua che scaturisce in vita eterna. La donna gli disse: allora, Signore, dammi di questa acqua affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere. Gesù le disse: va a chiamare tuo marito, vieni qua. Non le disse: non ho marito. E Gesù ha detto: bene, non ho marito, perché tu hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo ha detto la verità. Ovviamente la donna è un po' scioccata. La donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, Gerizim, vicino. Ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. E Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete. Noi adoriamo quello che conosciamo. Perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuto, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. La donna gli disse: io so che il Messia, che è chiamato Cristo, l'unto, deve venire e quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa. E Gesù le disse: sono io che ti parlo. Da questo episodio nella vita di Gesù vogliamo imparare qualche lezione dal Maestro proprio, da Gesù, su come evangelizzare in situazioni simili. Ecco la prima lezione. Gesù non ha aspettato che la persona chiedesse qualcosa a lui o che l'altra persona iniziasse una conversazione. No, invece ha preso lui l'iniziativa con la persona, a parlare con la persona. Ha preso lui l'iniziativa. Versetto 5 e 7. Giunse dunque a una città della Samaria, chiamata Sicar, vicino alla podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe, e là c'era questo pozzo di Giacobbe. E Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. Questa donna samaritana venne ad attingere l'acqua e Gesù le disse: dammi da bere. Secondo te, nella cultura di allora, con le ostilità, il razzismo che esistevano fra i samaritani e gli ebrei, la donna samaritana avrebbe mai iniziato le conversazioni con lui? Nemmeno per sogno. Mai! Se Gesù non avesse preso l'iniziativa a parlare con lei,
La conversazione fra loro non sarebbe mai successo. Tornando al nostro caso di prima, secondo te quel ragazzo triste, seduto a tavola con te, che vive in un altro mondo, diametralmente opposto al tuo mondo, avrebbe mai iniziato una conversazione con te? Con ogni probabilità no. Se tu o io non prendiamo l'iniziativa a parlare con lui o con lei, una conversazione fra te e lui non succederà. Mai. In realtà, questo è un principio di base nell'evangelizzare i non credenti. Molto raramente i non credenti vengono in chiesa a cercare la salvezza. Probabilmente possiamo contare sulle nostre mani le persone che sono venute in chiesa a cercare la salvezza. Forse non c'è. Nemmeno uno. Se vogliamo raggiungerli con il Vangelo, dobbiamo cercarli fuori dalla chiesa dove vivono. Nel loro mondo, non nel nostro mondo, nel loro mondo. Non verranno mai da noi a cercare la salvezza. Dobbiamo andare da loro con il Vangelo. Quando qui abbiamo lasciato la chiesa di Udine nel 2004 e ci siamo spostati a Sistiana, vicino a Trieste, ormai tanti anni fa, non è che gli altri abitanti del nostro condominio ci hanno cercato, ci hanno invitato a casa loro per conoscerci. Se volevamo conoscerli, dovevamo invitare loro a casa nostra per un caffè, per un aperitivo o una cosa simile. Non è che loro invitano a casa loro, no, non succede così. Se vogliamo raggiungere le persone col Vangelo, dobbiamo noi prendere l'iniziativa a conversazione con loro. Ci sono persone nella tua vita? Forse i tuoi vicini di casa? Qualche persona al lavoro? Che tu senti un po' dentro, ma forse il Signore vorrebbe raggiungere quella persona. Sto pregando. Hai preso l'iniziativa di parlare con lui? Devi fare tu l'iniziativa. Adesso guardiamo a una seconda lezione nell'evangelizzare. Gesù non ha guardato agli ostacoli culturali o personali, ma egli non ha guardato nemmeno ai difetti dell'altra persona. Egli ha guardato al bisogno della persona davanti a sé. Ha guardato al bisogno della persona. Versetto 9. La Samaritana allora gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi a me a bere, che sono una donna samaritana? Nella cultura di allora, la situazione davanti a Gesù era cosparsa, piena di ostacoli culturali che normalmente avrebbero inibito l'evangelizzazione della donna samaritana. Quali erano questi ostacoli davanti a Gesù in questa situazione? Prima di tutto, la donna era una samaritana. Ma chi erano i samaritani? Chi erano i samaritani? I samaritani erano gente che vivevano fra Giudea, nella parte sud dell'Israele, e a Galilea del nord, proprio in mezzo. I samaritani erano una nazione parzialmente ebrea e parzialmente non ebrea, pagana. Quando gli Assiri, mi sembra negli anni 700-800 avanti Cristo, mi sembra 700 avanti Cristo, hanno portato in esilio i tribù del nord di Israele, hanno lasciato alcune famiglie ebree, quelle più povere, nel loro terreno. Poi gli Assiri hanno traslocati persone da altre nazioni nella zona di Samaria, che col tempo si sono mescolati
con gli ebrei rimasti nella zona. E in questo senso era una razza mista etnicamente. E sebbene hanno adorato Yahweh, Jehovah, come volete dire, come facevano gli ebrei, la loro fede non era il giudaismo comune di allora, nemmeno per sogno. Loro affermavano soltanto i primi 5 libri della Bibbia, cioè il Pentateuco, come canonici. E per loro consideravano il loro tempio come Monte Gerizim, vicino, anziché Monte Sion a Gerusalemme. E fra gli ebrei e gli samaritani c'era ostilità e razzismo. Non vedevano bene gli uni gli altri. Non parlavano fra di loro. Questo è il primo ostacolo. Una donna samaritana. Poi, seconda cosa, era una donna, punto e basta. Cioè, in quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che Gesù parlava con una donna. È una cosa che non si faceva. Non si faceva. Eppure Gesù l'ha fatto. In più era una donna di costumi sospetti, immorali. Ma questa donna non era una donna qualsiasi. Era una donna di costumi sospetti, di costumi immorali. Ha avuto ben 5 mariti, ma attualmente conviveva con un altro uomo che non era suo marito. Se fosse stato un fariseo o una scriba nel posto di Gesù al pozzo, sicuramente non avrebbe nemmeno guardato la donna samaritana e molto meno conversato con lei. Ma Gesù non guardava agli ostacoli, ma invece lui ha guardato al bisogno della persona davanti a sé e ha preso l'iniziativa a conversare con lei. Gli ostacoli culturali, personali, eccetera, saranno sempre là quando vogliamo evangelizzare. E Satana cercherà di usare questi ostacoli per inibirci di parlare con i non credenti del Vangelo. E se noi dovessimo guardare solo agli ostacoli davanti a noi, ai difetti dell'altra persona, non parleremo mai con i non credenti della buona notizia in Cristo. Dovremo chiedere a Dio di aprire i nostri occhi per vedere il loro bisogno e di non essere distratto e bloccato nel nostro psiche dagli ostacoli. Allora, pieno di compassione, della compassione di Dio, nel nostro cuore, parleremo con loro del Vangelo. Pensiamoci un momentino. Se Gesù guardasse ai nostri difetti, ai nostri peccati, non merita. Dove saremo oggi? Invece Dio ha guardato oltre i nostri difetti, i nostri peccati e ha visto il nostro bisogno. Ed è venuto per salvarci. Adesso consideriamo una terza lezione dal Maestro nell'evangelizzare. Gesù non ha bastonato la persona con la verità, ma invece ha collegato e indirizzato il suo messaggio ad una esigenza della persona. Versetto 16 fino a 24. Gesù le disse: va a chiamare tuo marito e vieni qua. La donna gli disse: non ho marito. E Gesù: hai detto bene, non hai marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo ha detto la verità. La donna gli disse: ma Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. E Gesù gli disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte Gerizim, né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo,
perché la salvezza viene dai giudei, ma allora viene, anzi è già venuto, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che adorano, bisogna che adorino in spirito e verità. Gesù non ha bastonato la persona con la verità. Invece ha collegato e indirizzato il suo messaggio a un'esigenza, un bisogno della persona. Gesù, essendo Dio, essendo onnisciente, conosceva la storia, la vita, i peccati, la situazione attuale di questa donna. Sapeva benissimo. Conosceva tutto di lei. Conosci tutto di me e te anche. Ogni cosa di me e te. Avrebbe potuto alzare il dito e condannarlo. Neanche noi. Avrebbe potuto bastonarla con le sue parole, ma non l'ha fatto. Anzi, invece ha collegato e indirizzato il suo messaggio, la sua conversazione con lei ad una esigenza della sua vita, nella sua vita. Sicuramente la donna aveva fatto tante scelte sbagliate nella sua vita e attualmente stava vivendo le conseguenze disastrose delle sue scelte. Ma Gesù sapeva anche il perché delle sue scelte sbagliate. Di solito una persona non fa una scelta sbagliata senza un perché indietro o dietro la scelta. Forse la donna aveva perso i genitori a un'età molto giovane, forse non aveva una buona guida per la sua vita da giovane, o forse i suoi genitori erano persone immorali, trasmettendo lo stile di vita ai loro figli e a lei. Noi non sappiamo, non possiamo sapere, ma Gesù sapeva. Ed egli non l'ha bastonato, ma ha collegato, indirizzato la sua conversazione con lei ad un'esigenza più profonda nella sua vita. Quando noi guardiamo una persona, vediamo le cicatrici psicologiche nella sua vita a causa delle sue scelte sbagliate. Non dobbiamo mai alzare il nostro dito per condannarla o giudicarla o bastonarla. Anzi, dobbiamo sempre pensare al perché dentro di lui o di lei che l'ha portato a fare queste scelte sbagliate. Dobbiamo anche riflettere sul fatto che se noi fossimo cresciuti nelle circostanze sue, se noi avessimo subito le stesse cose nella nostra vita che ha subito lui o lei, forse avremmo fatto le stesse cose o peggio. Allora, se vogliamo raggiungere una persona del genere con il Vangelo, non dobbiamo mai cercare di bastonarla con la verità, ma invece dobbiamo cercare di collegare ed indirizzare la nostra spiegazione del Vangelo a toccare un'esigenza nella sua vita. Adesso guardiamo a una quarta lezione nell'evangelizzare proprio dal Maestro. Gesù non è stato intimidito dall'indifferenza apparente della persona, ma ha creato e suscitato curiosità ed interesse in quella che offriva. Versetto 9 a 14. La Samaritana allora gli disse: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa le ne avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dall'acqua viva. La donna le disse: Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque questa acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diedi questo pozzo e ne beve
egli stesso, con i suoi figli e sul bestiame? E Gesù le rispose, chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui o in lei una fonte di acqua che scaturisce in vita eterna. Oh. Se tu fossi stato al pozzo invece di Gesù e la donna samaritana ti avesse detto, come mai tu, che sei udinese, parli con me e osi a chiedermi, una donna triestina, a darti da bere? Quale reazione avrebbe suscitato in te? Saresti stato intimidito dalla sua indifferenza o dalla sua apparente ostilità a continuare la conversazione? Forse noi sì, ma Gesù no. Non è stato intimidito dalla sua risposta. Invece egli ha creato e ha suscitato curiosità ed interesse in quello che offriva a lei. Non ha detto tutto a lei subito, ma un po' alla volta, suscitando curiosità in lei di voler sapere di più del suo messaggio. Gesù ha portato la donna ad ascoltare il messaggio del Vangelo. Anche noi, se vogliamo che le persone che Dio mette nei nostri sentieri ascoltino il nostro messaggio del Vangelo, noi non dobbiamo essere intimiditi dalla loro iniziale indifferenza o apparente ostilità, ma invece dobbiamo imparare a creare, a suscitare curiosità ed interesse in loro, affinché vorranno sentire quello che offriamo a loro. Come il detto comune si dice, non si può portare un cavallo a bere, non si può farlo bere del fiume se non vuole. Però io posso sempre mettere un po' di sale nel suo cibo e lui avrà sete e poi vorrebbe bere, mettendo un po' di curiosità. Mi piace il sistema di Giorgio De Angelis. Giorgio non inizia, vuoi studiare con me? No. Cosa fa? Va a giocare tennis insieme con le persone o calcio o un'altra cosa e poi finisce la cosa. Se un giorno vorrei condividere qualcosa con me che Dio mi ha, che è una cosa che per me è molto, un giorno vorrei proprio condividere con te qualcosa. Non dice altro, lascia questo gancio, pone un tipo amo, poi ogni tanto stanno con le persone. Un giorno ti condividere qualcosa che proprio vorrei proprio condividere qualcosa con te e lascia questa curiosità. Prima o poi, quando l'amicizia cresce e diventano proprio amici, la persona dice, senti, tu mi parli di queste cose, vorrei sapere, dimmi allora. E allora, bene, vieni a casa mia, diciamo, e mangiamo insieme, poi ti condividerò. E inizia così. Crea curiosità, suscita, interessa. Una cosa interessantissima. Adesso guardiamo, non è per niente che lui insegna evangelizzazione a Ribe, perché questo è il modo che si fa. E proprio usa la tecnica di Gesù, stessa cosa, creando, suscitando curiosità, interesse in quello che tu vuoi offrire. Adesso guardiamo la quinta lezione. Gesù ha messo il dito sulla piaga nella vita al momento opportuno. Versetto 17 e 18. La donna gli rispose, non ho marito. E Gesù ha detto, tu hai detto bene, non hai marito, perché hai avuto 5 mariti. E quello che hai ora non è tuo marito. In questo ha detto la verità. Ci ha messo il dito, però non all'inizio, al momento opportuno. Notiamo bene qui, quando è stato il momento giusto e opportuno nella conversazione, Gesù non ha esitato di mettere il dito sulla piaga nella vita della donna, senza spiegare e toccare chiaramente il problema spirituale nella vita della persona. La persona non cercherà mai un rimedio. Se pensa già, io sono a posto, non cercherà mai un rimedio. La spiegazione del Vangelo, senza toccare il problema del peccato,
non è il Vangelo. Non è una buona notizia. Una persona non cercherà mai un Salvatore se non riconosce prima che è un peccatore perduto. Nel momento giusto della conversazione, Gesù ha messo il dito sulla piaga del peccato nella vita della donna. E se noi vogliamo evangelizzare una persona, prima o poi, nella nostra conversazione, con lui o con lei, dobbiamo mettere il dito sulla piaga del peccato nella sua vita. Lui non può ravvedersi dai suoi peccati se prima non si riconosce se stesso come peccatore o peccatrice, colpevole davanti ad un Dio santo. Questo è basilare. Adesso guardiamo l'ultima lezione, la stessa lezione dell'evangelizzare, insegnateci proprio dal Maestro stesso. Gesù ha indicato alla persona dove si poteva trovare il rimedio al suo problema. Versetto 20 a 26. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. E Gesù le disse, donna, credimi. L'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e in verità. E la donna gli disse, io so che il Messia, cioè il Cristo, l'unto, deve venire e quando sarà venuto lui ci annuncerà ogni cosa. E poi Gesù le disse, sono io che ti parlo. Presentare o dichiarare il problema a una persona senza indicare a lui o a lei dove trovare il rimedio al suo problema sarebbe crudele. Sicuramente non sarebbe una buona notizia, non sarebbe il Vangelo. Il significato della parola Vangelo è proprio buona notizia. Presentare la condanna senza presentare il messaggio della salvezza dalla condanna sarebbe un messaggio orrendo. Ma Gesù, alla fine della sua conversazione con la donna, ha indicato a lei dove poteva trovare il rimedio al suo problema. In realtà, egli ha messo davanti a lei una scelta di credere in lui o di restare nella sua condizione di prima. Anche noi, quando presentiamo il Vangelo, non dico in 30 minuti, boom, vuoi scegliere? Non dico questo, perché non funziona. Io normalmente passo 5-6 ore con una persona prima di presentare la scelta, perché serve un po' come questo. Se un testimone di Geova dovesse venire a casa tua, presentare il loro Vangelo, 30 minuti, 45 minuti, e dicendo tutto quello che tu hai mai creduto nella vita, fino adesso è sbagliato, adesso devi credere in quello che dico io, scegli. Solo persone disperate farebbero una scelta del genere. No, non funziona in questo modo. E anche con noi quando presentiamo il Vangelo. Io vorrei prima, fare del tempo con quella persona spiegando il Vangelo, spiegando il valore, il loro bisogno, come Dio è, e poi il rimedio, la soluzione, il Vangelo stesso, e poi le scelte. Anche noi quando presentiamo il Vangelo a qualcuno dobbiamo mirare a portare la persona davanti a una scelta netta e chiara, o di arrendersi a Gesù come quale Signore della sua vita e di credere in Lui e nella sua morte in croce per i suoi peccati, o di restare nella sua condizione di peccatore, di peccatrice, condannata davanti a Dio. Questa è la scelta. Non sto dicendo che dobbiamo arrivare a questa scelta subito, come ho appena menzionato, nella nostra presentazione del Vangelo, ma prima o poi dobbiamo portare la persona a una scelta
ragionevole, a una decisione in riguardo a Dio. Pensando di queste 6 lezioni, Gesù ha detto a Pietro: seguimi, ti farò pescatori di uomini. Se noi vogliamo diventare pescatori di uomini e di donne, dobbiamo anche noi seguire il Maestro ed imparare da Lui, come oggi. Bene, grazie. Grazie Davide per ciò che il Signore ti ha messo in cuore, ma grazie al Signore che ci insegna. Abbiamo un maestro e vogliamo seguire i suoi insegnamenti. Non è facile parlare alla gente perché noi non riusciamo a leggere nel cuore, però possiamo praticare gli esempi che abbiamo dal Signore e parlare con la Bibbia in mano, magari a volte non serve neanche parlare con la Bibbia, a volte possiamo essere un esempio anche silenzioso, secondo le situazioni che il Signore ci mette in cuore. Soprattutto una cosa dobbiamo fare: pregare prima, quando conosciamo e abbiamo qualche situazione che il Signore ci mette sulla nostra strada, mettere nelle sue mani tanta preghiera, e poi il Signore ci darà la saggezza sul momento giusto e le parole al momento giusto. Ora vogliamo salutare quelli che ci seguono da casa con un canto. Vi salutiamo nell'amore del Signore e vi invitiamo a seguire i nostri canali, e se volete venire di presenza siete i benvenuti e vi accoglieremo nella pace del Signore. Cantiamo questo canto e con questo canto ci salutiamo. Chi sono io perché il grande Dio mi accolga a sé? Ero perso e mi salvò il suo amore, il suo amore, che lui libero sarà. Sono figlio suo, si è così. Libertà ora ho perché mi riscatto. Vivevo in schiavitù, ma Gesù morì. Sì, per me morì. Chi lui libero sarà. Sono figlio suo, si è così. Nella casa sua per me posto c'è. Sono figlio suo, si è così. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Che Dio dice di me. Chi lui libero sarà. Sono figlio suo, si è così. Nella casa
sono scelte